Cristiano Corazzari, assessore alla pesca, oltre che ad altre varie cose. Ci risentiamo questa volta da Chioggia per parlare degli stati generali della pesca. Partono con che aspettative da parte tua e della Regione? Beh, è l'inizio di un percorso di momenti di confronto che ci porteranno alle giornate di maggio del 2022 sulle tematiche legate ad un comparto di estrema importanza per la Regione del Veneto. Non dimentichiamo ciò che rappresenta la pesca per il Veneto, rappresenta un'eccellenza dal punto di vista delle produzioni che poi finiscono sulle tavole dei cittadini, che sono produzioni di alta qualità. Da un punto di vista occupazionale parliamo di migliaia di imprese, migliaia di addetti, migliaia di famiglie, da un punto di vista anche economico un fatturato veramente rilevante e che ci pone ai primi posti a livello nazionale come Regione del Veneto sia nella pesca in mare sia nell'acquacoltura. Dobbiamo quindi avere un'attenzione, ma vi è anche una motivazione ulteriore, ovvero il valore della pesca da un punto di vista culturale, identitario. Rispetto a questo comparto c'è un legame profondo con il territorio, con quelle che sono un po' le ragioni stesse di un modello veneto. Per cui noi vogliamo che chi nelle istituzioni a livello europeo, a livello ministeriale si rapporta con i nostri pescatori consideri tutti questi aspetti e faccia sì che la pesca divenga veramente un grande alleato nella gestione del nostro mare, nella tutela ambientale, nella gestione della risorsa ittica. Noi vediamo nei pescatori i primi cointeressati a che il nostro mare sia sano, pulito e pescoso. Noi vediamo nei pescatori i primi custodi del mare ed è anche quello che ci chiede un po' il mondo della pesca. Per questo come Regione del Veneto, attraverso gli interventi che facciamo con le risorse dei fondi europei, del FEAMPA e anche grazie all'utilizzo del distretto dell'Alto Adriatico che vede coinvolta la Regione Veneto come coordinatrice insieme al Friuli Venezia Giulia e all'Emilia Romagna, di arrivare a delle politiche specifiche per il nostro mare, l'Alto Adriatico, che ha caratteristiche peculiari e ha bisogno di un'attenzione particolare, di avere sicuramente una programmazione delle attività di pesca anche nelle nostre lagune, non dimentichiamo la molluschicoltura e l'acquacoltura che sono eccellenze di prim'ordine a livello nazionale e sono in Veneto. Quindi tutto questo per noi rappresenta una grande sfida, siamo qui per discuterne, per porre un'attenzione e per poi arrivare a individuare delle proposte da portare avanti. Oggi qui oltre al mondo della pesca c'è anche il mondo del turismo, c'è il mondo economico che viaggia attorno al mare. È importante anche fare squadra oltre la pesca? Beh, assolutamente sì, la pesca insiste sulle nostre coste, l'attività turistica è la prima attività, è il primo comparto, è il primo settore a livello regionale e vede nelle nostre coste dei luoghi dedicati di assoluto valore. I pescatori, come dicevo prima, sono i primi conoscitori del nostro mare, sono i primi conoscitori delle nostre coste, delle nostre lagune, vanno assolutamente coinvolti per l'offerta che possono dare in termini di qualità, di prodotto, per la conoscenza, per la visitazione e anche per il coinvolgimento, perché è giusto che i cittadini siano informati in modo corretto e vedano nei pescatori veramente degli alleati del mare e delle lagune e non invece dei nemici o dei pericoli dal punto di vista ambientale. E quindi da questo punto di vista i pescatori sono a disposizione insieme alle istituzioni per fare un grande passo in avanti. La pesca sta attraversando un momento di crisi, di difficoltà, ne verremo fuori? Occorre sicuramente trovare delle soluzioni che garantiscono il futuro ai nostri pescatori, perché se questo comparto chiude, se questo settore va in crisi è una perdita insostituibile da tutti i punti di vista, non solo economico, ma aggiungo sarebbe una perdita grave per la nostra comunità. Assessore, grazie e buon lavoro in questa giornata agli Stati Generali della Pesca. Grazie a voi e buon lavoro a voi.